problemino che comunque non è che sia proprio solo femminile, ecco. Tipo la morte. No. Cioè è sempre una preoccupazione un po' per tutti, no? Però si può prendere anche un attimino, cioè noi vi vorremmo far sentire una canzone che si intitola Cucurumbello e che stasera dedichiamo a Paolo Cruzzu. Che veniva a prendermi all'uscita dal collegio quando avevo 11 anni, a Razzo Pensamento, Shadà. Quando abbiamo scritto questa canzone era perché qualcuno che era già passato dall'altra parte era tornato e mi aveva detto: Asco, guarda, è molto più semplice di quanto non sembri, adesso voi lì giù siete preoccupatissimi all'idea del trapasso, no? Però tranquilla, è tutto, cioè, è una cosa tranquilla. Ma stai scherzando? No, veramente. Vai, dillo anche agli altri, vai a dirlo a casa tua, ai tuoi amici, tranquillo. È molto più semplice di quanto non sembri, e che da lì non si vede, capito? Per cui viene questa preoccupazione. Ma è soltanto, cioè, è una che cosa? Qui tranquillo. Comunque mi aveva messo un po' di tranquillità. E quindi abbiamo scritto questa canzone. Perché inizia a suonare, no? Perché è difficile parlare di queste cose, no? E allora non sai mai come cominciare e ti perdi il denaro. Sapessi come tua figlia nessuno si cansevi dei campari. No è non far filosofia, ma oggi mi viene da pensare. Sapessi come tua figlia bella, sa gente nella casa vita vera, la savania andavo a mancare su van, ma due dinari ti scrivi, fai su con questa attenzione, non conosci te ragione, ma non da vita sta l'idea, sapete sti momento a finta